Ecco, una delle costruzioni più tipiche che si facevano era il fucile per fare le battaglie, fucile ad elastico. Fucile ad elastico, con una tavola si scolpiva l'impugnatura e con un manico di scopa si faceva la canna. Sulla punta della canna con un chiodino serviva per agganciare l'elastico era ad anello chiuso, no? Lo si tirava fin verso l'impugnatura, quindi si sfruttava la sua elasticità, lo si fermava con la molletta per la biancheria e poi quando si doveva sparare si puntava e si premeva la molletta e l'elastico veniva liberato e andava a fare la sua traiettoria di 4 metri, 5 metri, non di più, e con quella erano battaglie epiche, se vogliamo, no? Il fucile elastico era un must